Boogie realizza il videoclip del tuo gruppo e lo mette in onda. Guarda i video che abbiamo già realizzato su www.boogierecord.it e su Telecittà. Boogie è videoproduzione, realizzazioni gadget ed edizioni musicali. Cosa aspetti? Corri su www.boogierecord.it. Tosi de Campagna ti aspettano. Temar, pulitura, lucidatura, satinatura metalli, sabbiatura, decorazioni su vetro. Temar è a Martellago in via Fornace 28. Per informazioni telefono allo 041 54 00 022. Boschello Music Store è a Milano in via Galileo 2. Per informazioni telefonici 041 57 02 456 o visita il nostro sito internet www.boschello.com. RCA Beverage, da oltre un quarto di secolo, affidabilità, qualità e professionalità, il partner ideale per il tuo locale. RCA Beverage, contattaci per conoscere i nostri prodotti, birra da tutto il mondo, acqua, vino, bibite e bevande delle migliori marche. RCA Beverage non ti lascia mai solo, consulenze, impianti di spillatura, progettazione ed allestimenti per valorizzare ed ottimizzare la tua attività. RCA Beverage è in via Menin Domenico dei 1017 a Camponogara, Venezia. Per informazioni e contatti puoi telefonarci al numero 041 462 030 o visitare il nostro sito www.rcabeverage.it. E bentornati! Dopo a reclame siamo tornati in studio e salutiamo tutti i tosi di campagna, di città, del mare, montagna e tutto quello che ci va dietro, che ci seguono da casa, numerosissimi esedrio e gustarsi a trasmissione con tutti questi ospiti importantissimi. E ora, da un toso di città veramente cittadino, passiamo invece da un toso di campagna che abbiamo detto che ha il pedigree o no? Sì. Se vero o no? Abbiamo qua una personalità molto importante delle campagne venete. Io da bevere a generazioni e generazioni di persone e mai nessuno si cagna, è vero? No, anzi. Te sempre, che siamo io a parlare, aspetta, del Duilio, del Sherwood Pub. Ciao a tutti, ciao. Diremo che cosa vi sai, più qualcheduno da latte a birra. Vorrei salutare qualcheduno delle compagnie che gira per Sherwood. Allora, saluto tutti gli amici, ne vedo tanti, se stare va bene. Saluto anche la famiglia a casa, e Fioe soprattutto. A Erika Alice, ma anche a mia moglie perché sennò può creare dei problemi, sai che ne sei abbastanza. Ciao a tutti, ciao. A me collaboratrice, che sei qua, una delle mie collaboratrici di chi che mi dà una mano, l'Aurora, che non sbaglia mai, vai. Vabbè, vai, sì, che tante, così insomma, vai, Duilio. Ma perché qua non si scherza, mia. Ti scherzito. Ti hai sempre proposto, diciamo, nella tua carriera, ti sempre sta molto attento a svessarli bene sti tosati. Certo, sicuramente fare bere bene a gente. Questo non si può sgarare su sta roba qua, perché il bere è un piacere. E quando che te bevi bene, te bevi anche no? Sì, perché se goda di settarme bevo acqua, però se voglio andare a fare una serata da bere bene, goda bere bene. Ora, quindi che c'è sta acqua dorata, che c'è non è quella dei filmetti. No, anche perché mi piace tanto anche a me, perché il prodotto che vendo voglio anche collaudarlo, qua mi pare che sia anche delle prove, ma insomma vabbè dai. Guarda, Bottesea sempre, sì, è come i camei che te ascolta, bravo, il ghiaio, non saresti mai in drio di che robe. Esatto, dopo dall'impiantistica tutto quanto, perché di solito se va dentro anche sulle birrerie te vedi tutte le belle spine davanti, sì, è bello vedere, però c'è il manco, c'è tutto il datrio che c'è sul lavoro della birreria. Soprattutto datrio, va bene. Senti che peggio, adesso vai. In pratica davanti, se bevo, però se bevo andare anche a Padrio delle volte. E allora io vuol dire che se parliamo un poco così, cosa che sta? La roba principale è il raffreddamento della birra. La birra deve essere qualità sicuramente.
Nel caso nostro adesso che sta Rigle, Sì. che dopo spiego un attimo, come vabbè, sta Rigle? secondo me è un buon prodotto. Vai. Prodotto buono di qualità, che se lavora bene, fornivo anche da Nasina Sera, ma beh, dopo comunque Sì. parliamo del Dadrio intanto. Testata che non fa. Vai. Vedo che Vai. interessa come argomento. E Dadrio al nostro è una pubblico. roba importante se anche il raffreddamento della birra. Sì. Che quindi, c'è la frigo, nel caso nostro, c'è la frigo, non passata su cooler, quindi Che non se. cooler. Che non se una Quindi, brutta parola, ma. si raffredda lentamente, se lavora con pressioni molto più basse, in modo che così te ruti manco, te puoi bere neanche tanta e ti pisci subito, Vai. non te sgonfi. Non te che mai a testa la mattina. No, te già abito bene a tonadina da star bene, sempre se che non si guida, perché Sì, ste che è quello che guida. qua dai, se che modesti di gente, anche sappiamo questo argomento, visto che siamo, che è importante. È importante sto argomento. Organizzarsi bene come che adesso succede, che sei di bravi fioi, che sei di va in 5, uno guida e che va si rovina. Magari beve anche di più, scusa che non guarda a guidare. Però dai, va bene, fa parte del gioco, insomma, dai, Sì, va bene. vabbè. L'importante, Basta che dia roba buona. bravo. Beve quello che guida beve. Beve Coca-Cola. Non so. Beve ora te, dai, Pensavo via. che fosse A Venezia- 4 che Che noi non beve, quello che guida beve. No, dai, chi sei A bravi. Venezia funziona così, no? Ma va via, piela, zio, che tante, mai che va, che va in acqua. No, però che volete intendere il sughero, sennò che ti va sotto quella testa e ti teneghi, no? Sai, la gaia. Vabbè, insomma. E insomma, Duilio. Così, e dopo anche- Il raffreddamento è importante. Sì, e dopo sì, su sì. un impianto. E dopo, i lavaggi, Sì. sicuramente ogni fusto che va a finire che va a passare dell'acqua e ogni 20 giorni invece se che passa l'acido, se che fa il lavaggio fatto bene con l'acido tutto quanto, questa qua è una roba importantissima. È importante rasentare bene, immagino. che Vabbè, dopo c'ho l'acido, se no no, e con l'auto che ho finito a fare tutto il lavaggio e prima bevo tutte mica. Così, vai, così, vabbè. così mi rendo conto se stai qua bene, ma tranquillo, dopo vai. E così è una bella roba, insomma. E beh. dopo se che sei, l'impianto davanti, bello, tutto quanto, e bello anche davanti. E davanti, sì, e davanti è bello da vedere che così te carica. Te carica. Vai. Comunque, Duilio, Dimmi. invece noi sappiamo che oltre a avere la tua attività al bar, te Sì. hai anche avuto collaborazioni artistiche molto importanti, Vabbè, tra beh. cui anche Rumatera. Sì. Ma come funziona? Che risposta te hai dalla gente? Quando Questo qua, da quando che sono partito io con me locale, c'è stato un aiuto importantissimo. Il lavoro andava bene, però è stato fatto dei concerti grossi, partendo con i Catalanois, che là si è ampliato il discorso, perché è stato fatto dei concerti fuori dal vivo, che si supera i miei persone. Ci stanno le robe fatte bene, soddisfazione. Purtroppo che ci sono dei problemi. E problemi non manca mai. Il discorso adesso mi collego con Furio che diceva che non c'è più i posti per suonare, giustamente. Che... Sì. Però purtroppo non c'è neanche colpa di chi aveva questi posti, perché adesso che c'è sempre il vicino. O perché c'è femmina che non viene montata, o perché... E si acciappa con quello che fa un fiato di musica, fino a mezzanotte, insomma, no? Il discorso della cultura musicale, che se Bravo, uno non vuole... nel caso mio che c'è stati momenti di problemi, ma una che aveva 40 anni, 8 e mezza, telefona a dire se non sbasseggiamo i carabinieri, 8 e mezza della sera, devi fare sound check. E dico, buono, va a mangiare il gelato con tuo marito, mangi che quello con tuo marito. Insomma... E se no vieni, vedete il concerto, vieni a Catite, attraversi la strada, il canale, buono. Finisci e fa sta peperonata e vieni a Catite. Ah dai, se no viene l'acqua peperonata che mangiamo in compagnia, no? E mi butta birra, Dio buono. Sì, ma comunque questo è uno dei problemi purtroppo, sì. Non sei indifferenti, cavoli. E invece diciamo la tua clientela che piaceria. Mamma mia, ben. Potrebbe sui CD con i canzoni che te canti ti. Ma guarda che c'è stato di concerti, che proprio si è venuto fuori l'amore. Che era per i somi, i preservativi, ragazzi, è una bella roba, non che era siringhe, che era preservativi e per i somi. Importante. Poi a casa, mi andavo squali a mattina, ma con onore, Dio buono. No, grazie.